daremo deve anche venire davanti a voi che ci pagate lo stipendio dicendo stiamo facendo. L'impegno che io e Pietro ci prendiamo è che quello di cui a Udine sentite parlare da decenni, ovvero sia il nuovo nodo ferroviario e l'eliminazione dei passaggi a livello che dividono la città, nei prossimi anni sarà realtà. Noi vogliamo riunire Udine e gli udinesi, riconnettere i territori e spendere quei soldi per permettere alla città di essere la straordinaria città che stiamo vedendo. Abbiamo fatto un sopralluogo in quelle case popolari, ho chiesto a Pietro ma quante occupazioni abusive avete? Zero. E se penso a Milano, se penso a Roma, se penso ad altri quartieri, è anche evidentemente una questione di carattere, è una questione di buona educazione ed è per questo che Udine può essere un modello per tutto il resto d'Italia. L'applauso fatevelo voi, perché se avete una straordinaria città è sì in parte merito dell'amministrazione, della regione, però è soprattutto in gran parte merito dei cittadini, perché se sono i cittadini a tenerla in belle condizioni. Un voto importante non solo per confermare il buon governo a Udine, è il buon governo di uno dei migliori governatori che la Lega abbia mai avuto, Massimiliano Fedriga. Ne vado orgoglioso che la scuola amministrativa della Lega abbia portato il governatore del Friuli Venezia Giulia a essere il coordinatore di tutti i governatori di tutta Italia. Quindi ne avete fatta di strada, ne abbiamo fatta di strada, però è anche un voto, aggiungo da segretario della Lega, da ministro ovviamente stamattina ero in Carnia, mi ha regalato, mi hanno sentito un po' raffreddato a Forni di Sopra la giacca a vento e ragioneremo anche della possibilità di fare il tunnel per unire la Carnia al Cadore, sia stati nel Goriziano, alla lunetta dell'Interporto, il porto di Trieste, il porto di Monfalcone, la velocità, l'alta velocità fra Venezia e Trieste. Questo è il ministro, però da segretario della Lega fatemi chiedere i voti di domenica anche per un motivo culturale, non solo per il buon governo. C'è qualcuno che sopra le vostre teste sta preparando un futuro che a me non piace e che da Udine può essere stoppato. Oggi è arrivata una notizia da oltreoceano di una start-up che può permettere, grazie all'utero in affitto, di scegliere online il colore degli occhi e il colore dei capelli del figlio che si compra. È una schifezza che dovrebbe essere dichiarata crimine contro l'umanità. L'utero in affitto, i bambini in vendita comprati con un click online non sono progresso, sono la morte, non sono vita, sono morte. E qualcuno anche in Italia dice ma perché no? No, assolutamente. Evviva la vita, evviva l'amore, evviva la famiglia, evviva le famiglie, ma guai a chi vuole far finta che siamo qualcosa di diverso da quello che siamo. Il voto di domenica è anche un voto per ribadire che ci sono le mamme e ci sono i papà che mettono al mondo dei figli. E i figli senza le mamme e i papà difficilmente vengono al mondo. Udine, terra di accoglienza, terra di sacrificio, vi siete rimboccati le maniche quando qualcosa non ha funzionato. Hanno provato, ritornate all'anno scorso, anche a toglierci una delle parti più belle del nostro paese, a far passare per qualcosa di sbagliato uno dei corpi che mi emozionano, anche se io non ho avuto la fortuna di prestare i miei 12 mesi con quel cappello. Udine accoglierà a maggio la Dunata Nazionale degli Alpini, sempre onore agli alpini, viva le penne nere che qualcuno a sinistra ha provato a bollare come ubriaconi molestatori. Dove c'è un alpino c'è sacrificio, c'è sorriso, c'è buona educazione, c'è generosità e sono sicuro che dall'11 al 14 maggio Udine sarà un trionfo di accoglienza, generosità, solidarietà, sorrisi e allegria, alla faccia di quei musi lunghi di sinistra che evidentemente sono sempre arrabbiati col mondo. Si alzano la mattina e sono incazzati e ce l'hanno sempre con qualcuno. E no TAV, e no TAP, e no Expo, e no Olimpiadi, e no Ponte, e no Gronda, e no gli Alpini, e no la famiglia, no l'autonomia, no la flat tax. Andiamo a votare domenica per i sì. Viva gli italiani dei sì, quelli che vogliono fare, vogliono costruire, vogliono il progresso, vogliono tutelare l'ambiente, ma senza legarci mani e piedi ai cinesi. Perché l'Europa che vuole imporre le auto elettriche a tutte
è un'Europa priva di senso, che licenzia in Italia e aiuta la Cina. E mi viene il dubbio, siccome nell'Europarlamento hanno trovato qualcuno, guarda caso di sinistra, che aveva le valigie piene di denaro contante dai paesi islamici, chissà se fra un po' non ne troveranno qualcuno anche con le valigie piene di denaro contante che arriva dalla Cina per votare certe leggi che sono anti-italiane, anti-europee e che favoriscono solo il gigante oltreoceano. Ce ne sono tanti di motivi, però uno, vedo tanti giornalisti, vedo tante telecamere. Fatevi una domanda. Voi in queste settimane avete visto una trasmissione nazionale, un talk show, un dibattito, un telegiornale, e la Gruber, e Rai 3, e la 7, che parlava delle elezioni del Friuli Venezia Giulia? Un articolo, una trasmissione radiofonica, un dibattito, uno, motivo in più, sottovoce, come la gente del Friuli Venezia Giulia è abituata a fare, col sorriso, con umiltà, senza sgomitare. Il voto di domenica e lunedì è anche un voto di orgoglio e di identità. Perché lo dico sottovoce apposta a qualche grande giornalista che si ricorda che esiste Udine perché ha visto il calendario e si vota domenica? Il Friuli Venezia Giulia esiste. Bravo! Esiste. Il Friuli Venezia Giulia esiste. Lavora, fatica, si impegna e pensa un po', vota, purtroppo non vota a sinistra, a occhio, però il bello della democrazia noi lo vediamo domenica. In questo 2023, da che esiste il nuovo governo scelto dagli italiani, con un programma scelto dagli italiani, e io lo ripeto ogni volta, più provano a farmi litigare con Giorgia e con Silvio e più mi uniscono a Giorgia, Silvio, e noi per 5 anni andiamo dritti come i treni dell'alta velocità, non ci separa e non ci ferma nessuno. Si è votato in Lombardia, abbiamo vinto, si è votato nel Lazio, abbiamo vinto, io sono estremamente scaramantico, però si vota domenica e lunedì, avete un'amministrazione fra le migliori d'Europa, avete uno dei tassi di disoccupazione più bassi d'Europa, avete uno dei tassi di crescita più alti d'Europa e sicuramente grazie a voi. Però una piccola parte di merito ce l'hanno anche le istituzioni. E faccio un esempio che mi riguarda concretamente per qualcosa che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri questa settimana e di cui vado assolutamente fiero, orgoglioso, un nuovo codice dei contratti pubblici che taglia i tempi della burocrazia. Cantieri più veloci significa più opere pubbliche, più lavoro per gli operai, per gli ingegneri, per i liberi professionisti. E domani la CGIL cosa fa? Sciopera, perché vuole più burocrazia. Ecco, il voto di domenica è una scelta. Se uno vuole più burocrazia, più immigrazione, uteri in affitto, ero prima a sostenere il candidato sindaco di San Daniele. Io fra la farina di insetti, la carne sintetica, il formaggio finto e il San Daniele mi tengo tutta la vita al San Daniele. Quindi è anche una scelta di campo, non solo una scelta politica, però sono assolutamente felice perché il lavoro paga, non siamo infallibili, facciamo degli errori e faremo degli altri errori, però siamo gente che sta in mezzo ad altra gente. Negli ultimi giorni ho fatto degli incontri eccezionali, quindi non vedo l'ora che arrivi lunedì pomeriggio alle ore 15 per guardare il risultato comune per comune. Una cosa vi chiedo in queste ultime 48 ore, usate un'arma, telefonino, perché la metà della gente non sa ancora che si vota. Fate un esperimento stasera tornando a casa con gli amici, colleghi, conoscenti, domani o domenica fuori da messa. La metà della gente a Udine, a Pordenone, a Trieste, a Gorizia non sa che si vota, perché qualcuno ha avuto interesse a nascondere il voto, probabilmente perché sa che la Lega e il centrodestra prenderanno più del doppio dei voti della sinistra, che arriverà seconda, terza, quarta e quinta. E quindi ricordare che ogni singolo voto fa la differenza. E mi taccio per Udine, per il Friuli Venezia Giulia, però per darci anche più forza a livello di governo nazionale. Ce la stiamo mettendo tutta, non sempre abbiamo gli amici giusti nelle stanze che contano, però va bene
bene assolutamente così, quindi fatica fatica, negozio negozio, strada per strada, per quello che mi riguarda opera pubblica per opera pubblica. Io ogni volta che vengo a Udine, tranne quando gioca il Milan, mi sento a casa mia. Mi avete rifilato 3 pere e questo era assolutamente meritato. Sono già in trance agonistica per l'andata e ritorno di Champions, però prima dell'andata e di ritorno di Champions voglio venire a festeggiare il trionfo di Pietro, di Massimiliano e delle donne e degli uomini liberi di Udine e del Friuli Venezia Giulia. Grazie, viva la libertà e viva l'autonomia, sempre. Grazie, buona vita e buon voto a tutti voi.